primo step abbiamo raggiunto il Canal Bianco. Adesso passiamo sotto il ponte e cominciamo a fare la strada arginale. Siamo in località Piantameleon. Qui ci sono un sacco di macchine che passano, danno un po' fastidio. Tra poco finisce la strada asfaltata. Cosa sto facendo oggi? Sono partito da Adria e vorrei arrivare al mare, seguendo il Canal Bianco e il Po per le vie arginali. Sono partito alle 7:30, prima c'era buio, ho già fatto 4 km, il sole è appena sorto. Camminare con la foschia del mattino, gli uccelli che vedi passare in controluce, quest'alba c'è e non c'è, è veramente piacevole passeggiare così al mattino. Mi sono già tolto la felpa e tra poco opterò per le braghe corte. Dopo un'ora di cammino ho fatto 5 km e 600 metri. Qui la strada procede verso destra, ma noi scegliamo la via arginale. Sulla destra troviamo una delle tante case abbandonate che ho visto per questa strada, tante case in vendita, tutte case molto complicate, difficili da riscaldare in queste vie di campagna. Guardate, panorama stupendo.
Questo è il percorso più o meno che abbiamo fatto, penso sia Adria. Noi abbiamo fatto questo direttamente. Adesso siamo qui. Noi poi qui procederemo verso questa strada. Idrovora. Abbiamo appena passato un sacco di macchine. Siamo all'altezza di Cavanella Po, località Smergoncino, dove c'è l'autodromo di Adria. Adesso proseguiamo sempre per la riva del Canal Bianco. Andiamo in un lembo di terra che costeggia, che è proprio in mezzo tra il Canal Bianco e il collettore padano, penso. E lo seguiamo fino a trovare il Po a Porto Viro. Due ore che cammino, 10 km e 800 metri. Il passo non è velocissimo, ma ogni tanto mi fermo a fare qualche foto. Sono andato anche dentro a una casa abbandonata per vedere se c'era qualcosa da fotografare, ma non c'era niente. La giornata è stupenda, c'è abbastanza caldo, che è molto strano perché dalle nostre parti adesso si sta dicendo che è una stagione balorda. Siamo al 22 di ottobre, quasi novembre, e siamo ancora in maniche corte. Oggi è il giorno della fiera di Rovigo e mi ricordo da bambino che ci andavo con giacca a vento, sciarpa, guanti, berretta di lana. Assurda questa stagione, assurda. Intanto ci godiamo queste giornate stupende in mezzo alla natura. Buongiorno. Questi video li faccio col cellulare, nessuna tecnologia particolare, anche cellulare economico, solo per raccontare le camminate che faccio, i giri che facciamo la domenica, e per condividere con chi è appassionato di queste cose, questi percorsi, e consiglio a tutti di camminare, soprattutto in mezzo alla natura. Anche il montaggio spesso lo faccio con il cellulare, nel senso poca tecnologia, poca tecnica, più per i contenuti. Non riesco a essere ancora tanto simpatico nei video perché di mio sono timido, faccio fatica anche a mettermi lì a parlare verso il cellulare. Un ciclista che è passato,
Come vedete adesso già mi sono sentito un po' a disagio, infatti questa mattina le prime parti del video non parlavo perché ero per il centro di Adria, che è la mia città, e così un po' mi vergogno. Invece per queste strade desolate dove non c'è nessuno mi sento più libero di poter dire quello che penso. Questo è l'ultimo pezzo di strada, diciamo bella, tranquilla, dove si può camminare spensierati, perché poi inizia la strada degli argini del Po, che però ci passano le macchine e ti sfrecciano accanto a velocità assurde. Non ho provato a guardare su Google Maps, ma non ho trovato una strada migliore. Poi a Porto Viro c'è un tratto di strada che è pedonale, quindi lì sarà un po' più tranquilla, sempre arginale, e poi vedremo che fino là non ci sono mai andato, quindi non so neanche come sia. Una distesa di pannelli solari e qui si conclude la strada arginale, inizia l'asfalto con le macchine, quindi faccio una sosta di 5 minuti, mi metto bene le scarpe che ho 200 sassi dentro prodotti direttamente e poi ripartiamo di buona lena.